Hanno seminato il panico tra metà e fine gennaio con furti a ripetizione messi a segno tra Friuli e Veneto dall'inizio dell'anno. La banda dei Rom è riuscita a portare via un bottino complessivo che supera 150.000 euro di valore in una decina di furti. Non hanno però fatto i conti con i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Udine che controllavano da tempo i loro movimenti fino a quando non sono riusciti ad incastrarli raccogliendo elementi di prova con attività di intercettazione ambientale e appostamenti. In 5 sono stati raggiunti dall'avviso di garanzia dopo essere stati iscritti nel registro degli indagati dal pubblico ministero Marco Panzeri, che coordina le indagini. Sono comparsi mercoledì davanti al GIP Carlotta Silva per l'interrogatorio preventivo, ma si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Gli indagati sono tutti uomini di età tra i 27 e i 53 anni, alcuni residenti a San Daniele, 2 sottoposti alla detenzione in carcere a Padova e ai domiciliari per altre vicende che li riguardano. Sono accusati a vario titolo di furto e tentato furto, il primo della serie denunciato a Varmo, dove avevano spaccato la porta di ingresso senza però riuscire a completare l'opera non avendo trovato refurtiva da portare via. Il 15 gennaio a Fiumicello, Villa Vicentina, da una casa riuscirono invece a portar via oggetti di valore e soldi contanti per complessivi 30.000 euro di bottino. Altri episodi riguardano San Michele al Tagliamento in Friuli, poi Spresiano e Maserada sul Piave in Veneto. A Udine, a metà gennaio, nella frazione di Basaldella, dopo aver fatto razzia di indumenti, borse, scarpe e profumi di valore per circa 100.000 euro, portarono via anche una Mercedes, utilizzando le chiavi dell'auto trovate in casa. Le indagini sono ancora in corso.